Buongiorno, siamo in collegamento con Renato Mason, segretario della CGA di Mestre. Buongiorno Renato. Buongiorno a voi e a tutti gli spettatori. Allora, facciamo innanzitutto un punto sul mondo del lavoro in Veneto. Immagino che quest'anno sia stato un anno piuttosto critico da questo punto di vista. Com'è andato? Allora, noi, premesso che è sotto gli occhi di tutti la gravità della crisi, i motivi della crisi, dobbiamo solo riflettere su una questione. Faccio una premessa. Attenti che la crisi del 2020 viene dopo un 2019 molto scarso in termini di crescita, in termini di sviluppo dell'economia in generale del nostro Veneto e dell'Italia in modo particolare. Se ricordate bene, vado via veloce, se ricordate bene, il 2019 si è chiuso a un più 0,3, pareva fosse 0,2, tante polemiche se 0,2-0,3% di aumento del PIL, della ricchezza nazionale. Dico e sottolineo questo dato per far capire l'esiguità della crescita dell'Italia già nel 2019 pre-Covid. Il Covid e dintorni, la pandemia, è stato il colpo di grazia e noi viaggiamo a una perdita complessiva in Italia intorno al 9,5%, 9% secondo qualche osservatore, 10 secondo qualche altro. Credo che chiuderemo l'anno, appena abbiamo le cifre definitive, intorno al 9,2, meno 9,2, meno 9,3. Questo per quanto riguarda la ricchezza. Andiamo sull'occupazione. L'occupazione è condizionata in Italia e quindi anche nel Veneto da una decisione importante assunta, il blocco dei licenziamenti. Ovviamente che vale fino al 31 marzo 2021, è stato prorogato 2 o 3 volte fino al 31 marzo 2021. Questo ovviamente, passatemi un termine brutale, ma che rende falsa un po' il dato reale dell'economia del Veneto e quindi dell'occupazione in Veneto e in Italia, chiedo scusa, e in Italia. Difatti noi, le previsioni di tutti gli osservatori sono che il 2020 sostanzialmente il calo è stato molto limitato, diciamo un meno 2% di occupazione. Non è una cosa paurosa, ovviamente per chi viene toccato dal fenomeno della disoccupazione è pauroso, ma diciamo in termine macroeconomico non è una percentuale paurosa. Ma il dato significativo, poi se lei vuole andiamo anche sul Veneto, il dato significativo è che mentre le previsioni sono un meno 2% del 2020, il 2021 sarà molto più pesante, cioè si andrà, la previsione è di andare intorno al meno 4, meno 4,5%, cioè raddoppiare l'aumento la diminuzione dell'occupazione. Stiamo parlando della diminuzione di occupazione. Le previsioni sono purtroppo che quando scadrà il termine di blocco di licenziamenti, in Italia parliamo di circa 1 milione, sono le previsioni, di posti di lavoro oggi esistenti che andranno in crisi. Per quanto riguarda invece il nostro Veneto, teniamo presente che il nostro Veneto viaggia sostanzialmente intorno ai 2 milioni. Nel 2019 la media del 2019 degli occupati era di 2.170.000 persone. Per occupati intendiamo lavoratori dipendenti e cosiddetti lavoratori autonomi o indipendenti, che forse è il termine più corretto, dove i lavoratori dipendenti, parlo sempre del dato 2019 per far capire, erano intorno a 1.670.000, i lavoratori indipendenti intorno ai 485.000 lavoratori indipendenti. Cosa è successo nel corso del 2020? I dati sono relativi ai primi 9 mesi e questi sono dati ufficiali, per cui parlo di dati già, già assodati, già recepiti. Gli occupati nel Veneto sono passati da 2.170.000 a 2.127.000, meno 43.000. Non è un dato, lo dicevo prima, non è un dato, passatemi il termine, pauroso, è un dato significativo, però meno 2%. Attenti però, e qui è la distinzione scavando un po' di più, se andiamo a vedere
i dipendenti calano del meno 0,4%. Parlo nel Veneto a tutto terzo trimestre 2019 e quindi vigente il blocco dei licenziamenti. Quindi meno 0,4%. Il dato preoccupante, e su questo meno 0,4 scattano gli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione oppure altre forme di ammortizzatore dopo una volta usciti dal posto di lavoro. Due, gli indipendenti, questo è il dato più preoccupante, gli indipendenti calano del 7,5%, e cioè da 483.000 scendono a 448, 450.000. Sono 35.000 lavoratori indipendenti in meno nel corso terzo trimestre 2020 su terzo trimestre 2019. Meno 7,4% per essere esatti. Dico 7,5 perché lo si ricorda più facilmente. Meno 7,5%. È un dato assolutamente preoccupante, perché laddove calano gli occupati indipendenti, calano anche le possibilità di crescita di nuove imprese, di sviluppo di nuove imprese e comunque di sviluppo di del gruppo di lavoratori autonomi, che è sempre stato un fiore all'occhiello o comunque una specificità del Veneto e del Nord-Est. Certo. È uscito inoltre di recente il report dell'Istat che dichiara che su 100.000 posti di lavoro persi, 99.000 siano proprio di donne. È stata registrata anche in Veneto questa disparità di genere? Sì, a livello nazionale devo dire la verità: donne, giovani e sud. Parlo con molta chiarezza anche del sud. I provvedimenti presi, la situazione generale, la capacità di resistenza del modello economico italiano ha pesantemente toppato su queste tre specificità: donne, ripeto, giovani e sud. Cioè tutta quella parte del lavoratore, dei lavoratori dipendenti o anche dei lavoratori, degli occupati in generale, ma soprattutto dipendenti, legati a contratti, stavo per dire precari, è una parola che ha un aspetto, che ha un connotato negativo che non mi appartiene, cioè di quei lavori o a part-time o a tempo determinato o a chiamata, eccetera. Cioè una serie di lavori che costituivano per donne, giovani e sud la modalità più diffusa di ripartenza per entrare o di partenza per entrare nel mercato del lavoro. È vero, confermo che questo riguarda anche il Veneto. Nel Veneto parliamo soprattutto di giovani e di donne, ovviamente l'altro terzo settore del sud non ci appartiene. Confermo quindi che donne e giovani sono quelli più colpiti dalla crisi pandemica del 2020. Ecco, quindi un'ultima domanda. Di conseguenza gli aiuti, i bonus che sono stati erogati dal governo come reddito di cittadinanza sono quindi serviti per la ripresa o siamo ancora in una situazione critica? Allora, distinguiamo gli cosiddetti aiuti che non sono aiuti, sono come dire, situazioni importanti di ammortizzatore sociale. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, sono state previste risorse importanti, decine di miliardi, credo siamo intorno ai 40 miliardi ormai, per cassa integrazione o altri strumenti nell'ambito degli ammortizzatori sociali. Quindi diciamo che i lavoratori dipendenti sulla carta, lo sottolineo, sulla carta sono stati coinvolti in questa azione di ristoro o di intervento di sostegno da parte del governo. Attenti però, perché la cassa integrazione nelle varie forme declinata di ordinaria, in deroga, eccetera, la cassa integrazione che è stata gestita dall'INPS la gestione ha dato, come dire, il peggio di sé, cioè ritardi, parziali rimborsi, acconti poi non saldati. Se è vero come è vero
e lo hanno dichiarato anche i comunicati ufficiali dell'INPS, sono giacenti centinaia di migliaia di domande, 200.000 mi pare l'ultimo dato conosciuto, di novembre 2020 e siamo a febbraio 2021. Qui il sistema di gestione della cassa integrazione, in generale di tutti gli ammortizzatori per il mondo dei lavoratori dipendenti, degli occupati dipendenti, ha visto stanziamenti importanti, significativi, erogazioni in ritardo, parziali, eccetera. Primo. Secondo, teniamo presente che anche gli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione, interviene per una percentuale sul netto, sul salario netto che prima veniva percepito. Chi è in cassa integrazione lo sappiamo bene, percepisce un 65-70% medio di cassa integrazione sulle ore o sulle giornate di cassa integrazione. Quindi è una decurtazione del reddito per i lavoratori dipendenti. Se questo vale per i lavoratori dipendenti, per i cosiddetti indipendenti, occupati indipendenti, qui siamo alla Babele, cioè poche risorse messe a disposizione per i lavoratori indipendenti o autonomi, artigiani, commercianti, liberi professionisti, eccetera, poche risorse, decisamente inferiori alla perdita di ricavi, di fatturato e quindi anche alla perdita di reddito finale, decisamente bassissima la percentuale. Terzo, erogati con procedure, con criteri e con tempi assolutamente inaccettabili. Dei tre organismi che provvedevano alla erogazione di questi ristori, chiamiamoli così con un termine che viene usato anche nella legislazione, dei tre soggetti che sono stati preposti dal governo per l'erogazione di questi ristori, primo, l'INPS ha dimostrato anche nei confronti dei lavoratori autonomi, non solo dei dipendenti, tutti i limiti e tutte le difficoltà e tutti i punti critici delle sue procedure. Non vado oltre, credo sia sotto gli occhi di tutti. Due, le banche che intervenivano in modo particolare per i lavoratori autonomi e per le piccole imprese, le banche sono dentro un percorso burocratico borbonico per cui tantissime volte non sono riuscite, nonostante magari anche la buona volontà, non sono riuscite a intervenire con le garanzie, pur con le garanzie dello Stato. Terzo, l'Agenzia delle Entrate, terzo soggetto. Bene, questa Agenzia delle Entrate è quella che fra i tre ha funzionato meglio, cioè messo a disposizione il quadro legislativo e il quadro delle risorse e i criteri, l'erogazione è avvenuta in tempi rapidi e con modalità semplici. Lo devo dire perché tante volte siamo critici verso le agenzie dello Stato e soprattutto l'Agenzia delle Entrate per ovvi motivi, però bisogna anche riconoscere che quando gestisce questa parte di ristori è una gestione veloce, diciamo soddisfacente, anzi del tutto soddisfacente. Quanti soldi sono arrivati? Quanto ha funzionato? Beh, lo vediamo. Se è vero come stiamo notando e come ogni giorno sentiamo che artigiani, commercianti in modo particolare, settore del turismo, lo mettiamo dentro i servizi, settore del turismo, quante denunce abbiamo di titolari che non hanno ricevuto un centesimo o 600 euro soltanto in 8 mesi di ristori? Tantissimi. Quanti non hanno riaperto pur potendo riaprire? Molti. Quanti hanno chiuso o stanno per chiudere l'attività? Purtroppo molti. E di questo, cioè dei lavoratori indipendenti, non fanno notizia i lavoratori indipendenti che chiudono, non fanno notizia. Un'azienda che mette in cassa integrazione 2000 persone crea un caso nazionale, i giornali ne parlano, crisi, tavoli di crisi a livello governativo, 40.000, 50.000, 60.000, 100.000 lavoratori indipendenti che chiudono la loro attività non fanno notizia, purtroppo, purtroppo, purtroppo.
Bene, noi la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato e le risposte che ci ha dato, è stato decisamente esaustivo. La ringraziamo e le auguriamo un buon lavoro e una buona giornata. Grazie e buon lavoro a voi.